Dicevamo una sfida vinta con la solidarietà. Qui a Santa Lucia si è appena vinta questa sfida grazie a Latteria di Soligo, il presidente, e a Fondazione di Comunità Sinistra Piave. Presidente, un assegno gigante, perché il cuore è davvero grande, dato alla Fondazione per il progetto Alice. Il progetto Alice è un progetto importante, mi è stato presentato dalla Fondazione della Comunità, ci abbiamo creduto immediatamente, è un qualche cosa che lo sentiamo anche dentro di noi, il mondo agricolo con le proprie difficoltà in questo momento, il settore lattiero-caseario, però grazie ai nostri consumatori abbiamo potuto mettere assieme questa cifra e offrirla per quelle donne che si trovano in difficoltà, perché ci sono dei momenti, lo sentiamo tutti i giorni dalla televisione, la radio, no, che succede cose che sembrerebbe che in questi anni non dovrebbero più succedere, no? Perché nel momento in cui una famiglia non va d'accordo, no? Uno va per una strada, uno va per l'altra, e invece non riusciamo a capire per gelosia per che cosa, e ci sono donne che naturalmente pagano con la vita, ma ce ne sono tante che soffrono tantissimo all'interno di queste famiglie, no? Il mondo agricolo è sensibile perché noi senza una donna in casa non faremo neanche gli allevatori. Certamente, e Latteria di Soligo, quindi i consumatori compravano prodotti come il latte, i formaggi, la mozzarella STG, e il ricavato, 15.000 euro, sono andati a questa fondazione di comunità relativamente nuova e con grande diciamo, progettualità, Presidente. Sì, abbiamo trasformato un momento di difficoltà attraverso la crisi in un momento di grande opportunità. La Latteria di Soligo ha compreso sin da subito il grande movimento, il grande circuito creato dalla Fondazione, che è un soggetto unico nel panorama italiano proprio perché la caratterizza la formazione e la partecipazione di 28 comuni di una stessa ULSS, e facendo questo marketing solidale noi contribuiamo al sostegno del nostro territorio. Per un consumatore acquistare un prodotto di un'azienda che poi fa questo, quel prodotto è ancora più buono. Chi sia magari un'idea anche per altre aziende, per altri prodotti? Assolutamente sì, la Latteria di Soligo quest'anno, voglio dire, ha triplicato, non solo con il latte che va in tutte le nostre case, ma anche attraverso prodotti importanti come la mozzarella e la casatella. Da qui l'esempio importantissimo e strategicamente funzionale a che altre aziende possano partecipare a questo grande circuito. E che il progetto Alice sia anche da prevenzione, ci siamo intesi, quindi noi vi ringraziamo davvero per il vostro contributo. E ora un'altra realtà, per un altro spot, per un altro messaggio, tutto da guardare. Guardiamo un po' insieme cosa ci propone Escotrade.